Incontri come questi sono sicuramente molto importanti perché mettono a confronto i pareri dei medici, i pareri delle istituzioni su una questione che preoccupa molto i cittadini, cioè gli effetti sulla salute dei pesticidi utilizzati nella viticoltura. È un tema sicuramente di grandissima attualità, è un tema molto dibattuto e sono sostanze con le quali non si scherza, perché se andiamo a vedere quali sono i mezzi di protezione individuale degli operatori che irrorano i vigneti con queste sostanze, con i pesticidi, ci rendiamo conto che effettivamente è obbligatorio prendere una serie di misure precauzionali per tutelare la propria salute. Questo per quanto riguarda gli operatori. Naturalmente, quando vicino a questi impianti ci sono siti sensibili come scuole, asili e quant'altro, è evidente che i genitori abbiano determinate preoccupazioni e che chiedono delle misure di rispetto, delle fasce di sicurezza, delle aree diciamo che non siano interessate a queste attività, proprio perché la deriva, che è uno dei problemi del trattamento dei vigneti, è quella che preoccupa di più e che non conosce confini fisici. Il tema che affrontiamo questa sera è interessante e complesso. Diciamo che forse la scelta di acquistare, ammesso che sia stato questo il percorso, diciamo quel pezzo di terreno vicino a una scuola, non è stata una scelta straordinaria dal punto di vista, diciamo, dei percorsi che poi ne sono seguiti. Mi pare che l'amministrazione comunale sia impegnata in una soluzione. Dal punto di vista sanitario non siamo di fronte a un'emergenza, siamo di fronte a una questione che va affrontata con i percorsi ordinari. Più in generale, noi sul territorio dell'area di OCG Prosecco, più in generale ancora sul territorio dell'ULSS, siamo impegnati su due fronti. Uno, eliminare il glifosato nel trattamento di diserbo, non è una cosa che riguarda i bambini, riguarda la tutela della falda idrica, è un impegno sul quale nel nostro territorio sono stati fatti passi avanti ormai molto importanti, e ridurre al massimo il fenomeno della deriva. È questo che rende faticoso a volte il rapporto tra vicini, cioè tra agricoltore e persone che vivono vicino, non impegnate professionalmente. Bisogna eliminare dove possibile, salvo le situazioni di pendenze estreme, la deriva, vale a dire quel fenomeno di nuvola che accompagna il trattamento. Ormai la tecnologia lo consente, ci sono sistemi di recupero, vanno messi in campo. Presenterò quali sono i dati della letteratura scientifica che mettono in correlazione la presenza di pesticidi nell'ambiente e gli esiti sulla salute dei bambini. Essenzialmente esiti a livello del sistema ormonale, del sistema endocrino, esiti di tipo neoplastico, esiti che possono essere anche trasmessi dalle madri e dai padri che sono stati colpiti da queste sostanze ai bambini che devono ancora nascere, quindi anche esiti prima della nascita. Sono esiti che la letteratura scientifica mette in correlazione con alcuni tipi di pesticidi sicuramente. Quello che è auspicabile è che si riducano e si allontanino il più possibile gli impianti dalle zone cosiddette sensibili, cioè dalle zone in cui vivono i bambini fondamentalmente, i bambini e le mamme incinte. L'intento dell'incontro è quello di informare i genitori dell'asilo e la popolazione su quali possono essere i danni derivanti da un vigneto a fianco ad una scuola, quindi la deriva dei fitofarmaci che vengono utilizzati per i trattamenti e quali possono essere appunto le conseguenze soprattutto sulla salute dei bambini. Attualmente siamo in attesa in quanto la proprietà ha ricevuto dall'amministrazione comunale una proposta di permuta e sappiamo che la sta valutando e siamo in attesa di sapere quale sarà la loro decisione. Il nostro intento è quello di evitare questo vigneto in questo posto e speriamo appunto che accettino questa permuta in modo da raggiungere una salute pubblica più sicura.